te non ci fa niente, te ne devi andare. Non so se straccia, capisci? Te ne devi... Guarda, mi fai una cortesia, te ne devi andare. Ma Angelo Custodi, sì, non mi hai mai fatto una cosa bene a me. Mi hai mai fatto una cosa bene? Mai una cosa bene. Ti ricordi mai che mi hai fatto una cosa? Mai una cosa bene. Da quanto tempo mi ricordo mai una cosa... Se straccia, capisci? Ma io mi ricordo, io già diventavo forse fedente, è logico, perché tu mi incattivisci. Ma tu sei buono, No, io sono fedente, una volta ero buono, ma sono fedente. Scusa, perché ti ha fatto tutte cose, per esempio, a fuori gli americani? Io se era americano ero buono pure io, non hai capito, un americano arriva là e è buono perché giustamente dice io non tengo problemi a mangiare, ricchezze, cose, invece noi sì, l'americano arriva a casa, saluto tutta la famiglia, sai, la famiglia americana, i figli, così, oh dai, domanda, apre, saluta la moglie, così, un frigorifero degli americani, apre il frigorifero, parla ancora con la moglie, mi guarda intorno, parla con la moglie, sette ferme, straccio cose, parla con la moglie, guarda, prende una cosa, così, no, è brutto questo, c'è un osso all'albero, e trova sempre qualcosa in un frigorifero, perché un frigorifero americano è sempre pieno, sempre. E quando torna a casa, attenti in un frigorifero. Apre il frigorifero, non posso salutare niente, perché c'è dentro, c'è in un frigorifero, cose, guarda in due cose, niente, nemmeno si mangia il sommozzatore, c'è qualcosa. Che ci sono i frigoriferi italiani, capito? Io ci andavo forte, sette fermo che si straccia, poi che uno diventa buono, come diventa buono? Tu sei buono. Qualunque cosa ti chiedono, che non si può fare, che ti aveva chiesto una ragazza. Cioè, trovi una ragazza. No, la ragazza no, la ragazza mica è di competenza, no, sta ragazza è una cosa terrena. Perché la cosa terrena? Di competenza vostra non è niente, diciamo. Uno che cerca, no, questo non si può fare, perché gli americani sì? No, gli americani sì, perché gli americani voi l'avete insegnato che l'uomo di short, gli americani arrivano là, per la ragazza, nice, no. Questi americani, no? Dico, what my... la porta a casa, what's come on? Arriva a casa, apre la casa mia, sì, passa, no, casa cosa, no, una cosa, sì, andiamo di là, che ci abbandoniamo, andiamo di là, che... Cosa? Andiamo di là che ci abbandoniamo! Ma non t'avevo capito! Non mi avevo capito, non capisci mai tu! Se gli americani mi dicono andiamo di là, no! Andiamo, abbandoniamo, che è una cosa più semplice. Invece noi sempre ridotta così, e io divento fedele. Mogliagno, Sempre con noi ve la pigliate! Con chi me l'ha già pigliato? Appena succede una cosa noi dobbiamo correre avanti, sempre noi siamo pochi, i mezzi sono insufficienti, ma che vuoi da me? I mezzi sono insufficienti. Allora che ne dici, i pompieri che non tengono nemmeno le ali, E pure vanno avanti e indietro, No, tu sei buono e devi ritornare con me. 2 milioni. 2 milioni? Io 2 milioni e torno pure. Ma noi non ce l'abbiamo questa cosa. Allora niente da fare, io già guadagnato qualcosa. Ritorna buono. Ritorna buono. Se straccia la camicia. Noi non anzi, guarda che parlo sboccato, mannaggia! No. E allora ci metti un po', però tu se fai così vai a finire all'inferno, vai a finire. Vado a finire come un po', vado all'inferno, voglio andare all'inferno. Siete voi che volete andare all'inferno? Voi volete andare all'inferno? Siete voi che volete andare all'inferno? Perfetto, avete fatto una scelta veramente giusta. Dunque noi vi offriamo garanzia, assistenza all'inferno, vi offriamo ricchezza, bellezza, salute, piacere. Troisi. Noi all'inferno abbiamo tutto. Vediamo un po'. Ma a me fa piacere, vado all'inferno e finisci su cosa. Voi siete fedente? Sono fedente, guardate, non avete idea. No, ma scherzando, voi non siete fedente. No, sono fedente. E sta dicendo lui che non siete fedente? Anzi, guarda, tu non è finito. Oh, non lo puoi toccare che piace, vuoi che se ne faccia così, Tu sei buono. No, signori, sono fedente. No, sei buono. Come sono? È fedente. Sono fedente. Che li sarei sbagliati, sono fedente.
E se posso venire al Veneto, dai, mo ne conoscete fedendo, no? Voi siete proprio fedendo per... come si dice? Vi prego. No, mio amico, perché voglio voi siete fedendo. Vi prego! Pregate, ma mio amico, volete pregare mo fedendo a lui, scusate. Lo so, sto dicendo che lui sono buono. E pure tu sei buono, pure tu. Signori, sono fedente. Se lo vedessi il padre, che vergogna, che vergogna. No, non è vero, La sono famiglia, la sua fedente, famiglia, una famiglia buonissima, che bontà. sono fedente, E lui, soprattutto lui, è un tipo che non ha mai fatto male a una mosca. Non è Non vero. avete mai fatto male a una mosca? No. Non avevo mai fatto male a una mosca. E quello che è successo oggi con una mosca non avete idea. Guarda, se ve lo racconto non ci credete, con una mosca, sono venuto qua con la macchina, no? Sono arrivato qua con la macchina, tutti camminavano tranquillo, busso, e arrivo con la macchina e mi è passata una mosca là davanti a così, io stavo con la vespa, no? E si è passata questa mosca, ma io avevo ragione, sapete, veniva di qua, no, che sapete, le mosche come sono moderne, no, si è buttato davanti, io l'ho preso qua, ma così niente, così, ho detto, vabbè, scusate. Che buono, è No, buono. signor, no, ho detto scusate perché non avevo mai fatto male, allora, scusa, ma che scusa. Ma la mosca vicino, sai che le mosche vestite bello, ci sono, e lei, ma che scusa, lo ha detto, ma tu ti pare un uomo. Oggi va scendere, che la macchina, già ho fatto tutta questa manovra, ma che c'ho vero, va, questa macchina, ho dovuto, ma non ho sotto la macchina. Già ci visto più. Già ci dico, mosca è buona, che succede a me? Guarda. Sono sceso in due spottiglio, giuro, così, che hai fatto? Tu hai dato un pugno in coppa. Hai girato un pugno in coppa e ci ha fatto per pietra. Un'altra volta che ti la macchina nuova. Ho tirato uno schiaffo, la mosca è rimasta un po', dice, che è successo? E un'altra volta ti impara a rispondere così. Perché tu sai, già girato il schiaffo e città tu hai civigliato la vespa. Io non capisco vicino alla vespa è caduto su. E se lasciamela, no, non da tutto il sangue che le scendeva come lasciamela, ma non ti lascio. Si è fatto in mosca così, tutto, ma lasciate stare, gli tocca lasciate, ma non e ci sbattuto, una tu qua vicino alla vespa. La vespa non la posa più, la già ridotto, ci metto un'altra volta di imbarazzo. Stiamo ancora, mi hanno pigliato 6-7 mosche, poi mi hanno fatto, lasciatemi, c'è il mosche, lasciatemi, c'è il mosche. Non è vero, non è vero. Lasciatemi. Non è vero, non è vero. Ma allora siete fedenti? Su, perché lasciate, allora niente. Allora siete fedenti? Fedenti. Vediamo qualche Per altra ricchezze, cosa. cose, metto 2 milioni, ma basta. Ricchezza, vediamo qualche altra C'è cosa. stracciata a me. Bene, Sono di me Gomorra. conoscete come Sono di me Gomorra a me. Sono di me Gomorra che mica da adesso. Noi ci conosciamo che eravamo bambini proprio. Tutti siamo sempre insieme. Io sono di me Gomorra. Dove andavamo appena ci dicevo che però andava bene a scuola. Mi ricordo sono di una preparazione. Ma quando mai? Sono di non andava bene a scuola. Guarda, già, no, era Gomorra. No, perché Gomorra teneva il padre che era preparato, io facevo tutti i compiti, veniva a scuola Gomorra. E noi tutti quanti a copiare. Voi conoscete Sodoma e Gomorra perché stavano a scuola con voi, stavano in classe con voi. E noi copiavamo da Gomorra, passici i compiti, Gomorra. Li conoscete perché stavano in classe con voi. Gomorra, passici i Ma compiti. quando stavano in classe con voi? Io così, non mi ricordo oggi conosciuto a Sodoma e Gomorra. No, in classe mia, avete ragione. Furbo, stavano in classe di mio fratello. E io stavo in quarto e loro in quinto. Un sacco di sciocchezze! A me, un sacco di sciocchezze, a me! No, sto dicendo. Non siete abbastanza cattivo per i miei gusti. Ma che resta, cosa? Ne cioriamo per mezzo tu, mi fa succedere. E lei si straccia che mi sto dicendo. E cioè, Il bene vince sempre. Una volta appareggiato pure. Che ce ne famo che non me ne va, guarda.
ti sto dicendo a 3 ore, tu mi stracci la camicia. Ma papà dice che uno parla sboccato, papà.